Il progetto parte con tempi strettissimi, ma nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova tanti si chiedono come si potrà sopravvivere. 22 dicembre 2020, la data del possibile taglio del nastro, più di 1300 giorni, troppi per mamme, papà, famiglie che hanno un figlio malato. Le tappe sono state fissate, il 23 febbraio si riunirà la conferenza dei servizi al tavolo comune e sovrintendenza, il 24 febbraio sarà presentato lo studio di fattibilità. Alla politica ancora una volta la richiesta è chiara: fare tutto bene e farlo presto. Il governatore Zaia ci sta. Mi faccia dire innanzitutto che la politica ha fatto il suo dovere. Il sottoscritto, la mia amministrazione, ha stanziato in tempi non sospetti 25 milioni di euro, ovvero nel 2014-2015. Tant'è, a soffrire restano i bambini. 3 casi di leucemia in un pomeriggio, un tumore il giorno precedente, solo in questa settimana. E intanto gli operatori sono costretti a chiamare famiglie che vivono nell'angoscia, la febbre e il dolore dei loro figli per spostare appuntamenti già fissati. Signora, suo figlio sta male, ma un po' meglio di questo bambino, lo facciamo passare davanti a lui. Telefonate che medici e infermieri non vorrebbero fare perché sanno che a riceverle è una mamma con il cuore gonfio di lacrime, una famiglia che non sa come urlare la sua rabbia e si affida a una professionalità riconosciuta a livello mondiale. Intanto i bambini in chemioterapia sono costretti a rubare 4 dei 6 letti destinati ai loro coetanei in attesa di trapianto. Nessun genitore pensa che sopravviverà al suo figlio. Con questa consapevolezza e con i dati scientifici che dimostrano che la leucemia può guarire si lavora ogni giorno, ma perché si arrivi alla tanto attesa soluzione davanti ci sono ancora quasi 4 anni.